ogni volta che suonava il campanello, è un ricordo che ho proprio con chiarezza, io pensavo, ecco, è lui, è tornato. E chiaramente non era mai lui. Bisognava resistere, ma si resisteva in un clima che era di paura. Colpivano un simbolo per far veramente reagire una città. Io ho realizzato in quel momento lì che non l'avrei visto mai più. A 12 anni il concetto di mai più non esiste. Una terra mite e operosa, una terra bianca e cattolica, la provincia ricca e colta dove città medie e piccole si annodano tra loro a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra, come in un'unica successione di piazze, di vicoli, di portici. È il Veneto. Da qui vengono le borse che contenevano le bombe di Piazza Fontana. Qui è nata l'autonomia operaia, qui le Brigate Rosse hanno rapito e ucciso uomini inermi e innocenti. E qui infine lo Stato ha messo a segno colpi vincenti come il Blitz per liberare il generale americano Dozier, oppure l'arresto di Valerio Fioravanti, il capo dei neofascisti dei NAR. Anche in Veneto la lunga notte del terrorismo è sembrata senza fine. Questo allora è un viaggio dentro quegli anni terribili, quegli anni spietati che con La Storia siamo noi abbiamo raccontato e vogliamo raccontare per un impegno della memoria, attraverso i documenti, le storie, i misteri ancora irrisolti, le inchieste e i protagonisti. E soprattutto attraverso il ricordo delle tante, delle troppe vittime, perché i loro nomi restino un esempio e un monito, perché la storia del loro sacrificio rinnovi l'orrore e lo sgomento, l'inquietudine e l'urgenza di capire e di riflettere per non dimenticare.